Sono Alberto Bernava, sindaco della cittadina di San Vito a Tagliamento. Noi partecipiamo e sosteniamo PN Trading Places per tanti motivi. Uno in particolare, abbiamo una visione di crescita qualitativa della nostra comunità e solo attraverso una sinergia con l'Università di Udine in questo caso, ma con tanti portatori di interesse, cercando di focalizzare quei temi che veramente crediamo servano alla nostra comunità per poter crescere e essere maggiormente consapevoli. Ecco, tutto questo ci porta, questa filosofia ci porta a sostenere questa straordinaria iniziativa che porta l'educazione finanziaria, che permette a tante persone, in particolare ai nostri ragazzi e ai nostri bambini, di cominciare a imparare, metabolizzare e avere consapevolezza di quegli strumenti che da adulti saremmo costretti in un modo o nell'altro a gestire e con i quali dovremmo ovviamente confrontarci. Pensiamo ai mutui, pensiamo ai fondi pensione, pensiamo a un semplice conto corrente. Ecco, la nostra formazione tradizionale tutti questi elementi li ha sempre trascurati, se non ignorati. Ecco, crediamo fortemente che un'amministrazione locale abbia il dovere di aiutare la propria comunità a essere maggiormente consapevole. Lo dico io che vengo da questo mondo, che ho avuto modo di conoscere purtroppo la tanta ignoranza che c'è e il fatto di costruire un mondo migliore, maggiormente consapevole e anche più capace di poter gestire i propri interessi e contestualmente gli interessi anche di una collettività, passa attraverso una crescita delle competenze e una crescita della capacità di avere informazioni, saperle gestire al meglio per sé, per la propria famiglia e per gli altri. PN Trading Place, un accordo, una collaborazione che anche il Comune e la Municipalità di Spilimbergo sposa appieno. Un momento di crescita e di formazione per la popolazione, per i nostri studenti, ma non solo per i nostri studenti, anche per tutte le classi demografiche del comune. Già l'anno scorso abbiamo avuto delle ottime esperienze che verranno portate avanti in collaborazione con l'Università di Udine. Il rapporto tra economia e finanza, la finanza come branchia dell'economia, la gestione del risparmio, la gestione del rischio, in un sistema sociale in cui le classi demografiche si intersecano nelle forme più innovative, la scienza delle finanze e la gestione del risparmio può rappresentare sicuramente un momento di crescita per la nostra popolazione e per il nostro territorio. La collaborazione con l'istituzione universitaria è importantissima, denota qualità e di questa dobbiamo essere orgogliosi non solo per il nostro capoluogo, la nostra regione, ma anche territori limitrofi come quello di Spilimbergo che costituiscono un fondovalle importante. La città di Sacile diventa partner di PN Trading Places con l'Università degli Studi di Udine. Lo facciamo perché vogliamo che la nostra città diventi sempre più dinamica e al passo coi tempi. È un'esigenza e uno stimolo di formazione che viene dal basso, che viene da un ateneo che è nato anche da una grande spinta popolare nel nostro territorio. Saranno pertanto diverse le nuove iniziative che verranno lanciate in quel di Sacile in collaborazione con l'Università di Udine e in particolare con il Dipartimento di Scienze Economiche, e avremo diverse attività rivolte alle scuole, in particolare ai nostri istituti superiori. Inizieremo da lì con attività di divulgazione economica, in particolare per l'istituto tecnico, e il coinvolgimento come nuovo elemento e nuovo apporto da quest'anno dell'università della terza età, che è bene chiamare l'università di tutte le età, con iniziative originali di formazione che sanno anche educare alla cultura della finanza, alla cultura del risparmio. Insomma, il contesto è propizio, l'auspicio che la città di Sacile ha è quella di proseguire su questa strada di collaborazione, individuando sempre nuove iniziative che possano attrarre pubblici diversi, interessi diversi, a beneficio davvero di tutta la comunità, che è quello, come dicevo all'inizio, che può mettere davvero insieme, unire gli sforzi degli enti locali, che come si sa sono vicini, sono enti di prossimità ai cittadini, e di un ateneo che ha da sempre la vocazione e l'attenzione a un territorio ampio come quello della nostra regione.